Allora, sono Giampaolo Segato, imprenditore turistico. Per quanto riguarda la proposta che viene fatta al futuro sindaco di Rosolina, è la necessità di un cambiamento radicale per mantenere questo ruolo leader nel turismo. Rosolina è rimasta a livello urbanistico la Rosolina degli anni 50. Andremo a dare qualche suggerimento, faremo una passeggiata tanto per rendersi conto di cosa stiamo dicendo, insomma. Siamo nel centro di Rosolina. Ricordiamo che Rosolina è leader del settore balneazione della provincia di Rovigo. Quando un turista viene a Rosolina si trova la mancanza di un arredo urbano che sia decente, la mancanza di attrattività, la mancanza di aggregazione, la necessità appunto di dare un'identità precisa a una località che si rispetti, avendo questo ruolo importante nell'economia polesana. Un altro elemento che spesso viene messo in secondo piano sono la mancanza di sostegno ai microattività. Ricordiamo che i market street sono stati praticamente copiati in tutto il mondo e sono elementi ad alta attrattività e noi invece li stiamo perdendo. Consideriamo che fine anni 90 le presenze erano sui 2 milioni solo per il balneazione. Fare un'analisi del perché si sono persi queste presenze e perché agganciato perdiamo anche il carico antropico dei residenti serve per poter poi dare delle risposte a livello urbanistico e architettonico. Una delle idee è proprio la ricerca sulle origini, come riprendere il corso Marconi, dare un nuovo senso di viabilità e creare proprio il Market Street per far comprendere la necessità di vision sotto il profilo proprio urbanistico. Basta notare la chiesa nuova Rosolina, che però è ghettizzata, come si vede è sparita dal suo contesto di centro, dove una volta era questa la città, la chiesa che è diventata auditorium. Allora, siamo proprio in Piazzale Europa, centro di Rosolina Mare, e siamo proprio davanti al centro congressi. Qui vicino a me il carissimo Gabriele Zanella. Le necessità di Rosolina Mare sono piuttosto grandi. In primis abbiamo Piazzale Europa che da 60 anni deve essere abbattuto per essere ricostruito e deve diventare il fulcro di Rosolina Mare. Però tutte le varie amministrazioni hanno sempre rimandato il problema e si presume che allo stato attuale è il momento di abbatterlo e di ricostruire e riformare Rosolina Mare. Poi abbiamo la viabilità e anche qui è un problema importante da affrontare. È biglietto da visita appunto per chi entra e deve scegliere un appartamento, deve scegliere di trascorrere la propria vacanza in questa località, cioè è necessario riadeguare e riqualificare completamente tutta l'area. Io opero dal 69 qui nella località di Rosolina Mare, ho fatto diversi investimenti, tutte le varie amministrazioni hanno sempre promesso mare e monti qui nella località, ma tutt'oggi, dopo 53 anni che sono qui, praticamente posso dire che non è mai cambiato nulla. Quello che posso dire è che se voi visionate i filmati di questa piccola intervista, verificate e potete voi dire la vostra. È un centro non abbandonato ma semi abbandonato e trascurato al massimo. Non credo che Rosolina Mare meriti questo.
L'analisi in questo veloce percorso che abbiamo fatto nel territorio di Rosolina riguarda che investire a Rosolina come imprenditori è di fatto anacronistico, perché siamo in un ambiente urbanistico che degrado è la parola minima che si possa usare. Immaginiamo che l'imprenditore deve riqualificare la propria attività in questo contesto e misurarsi col mercato internazionale e nazionale. È difficile, se no anche di fatto fallimentare. Quindi l'amministrazione deve assolutamente attingere alle proprie risorse, ai propri uffici con i vari tecnici preposti e adeguare in tempi brevissimi questo territorio che di fatti è leader del settore balneazione, ma che sta perdendo terreno in rapporto ai propri competitor e località limitrofe. Io capisco che il territorio è molto sensibile per l'ambiente, ecco, che è molto dedicato, però ecco, diciamo che le varie amministrazioni non hanno mai dato un supporto ai vari imprenditori. Ecco. Oggi è molto difficile operare perché per l'ottenimento di una concessione per eseguire un'opera, da sempre qui a Rosolina Mare i tempi vanno dai 10-15 anni, forse anche qualche pratica anche 20 anni.